Allora, Sì. facciamo questo tentativo, già c'è in linea la nostra protagonista, colei che ha inventato entrambi le serie The Lady e The Lady 2. Abbiamo al telefono con noi la signora Lori Del Santo. Ciao Lori, Ciao caro, Ciao Lori. che meraviglia. che meraviglia averti di nuovo in linea perché tra l'altro noi già abbiamo fatto un'altra telefonata sempre qui a RTC Targato Napoli per la prima serie e adesso chiaramente era immancabile fare uno special per la seconda serie. Assolutamente immancabile. Allora Lori, questa seconda serie, già siamo a 2 puntate, 2 episodi che già il pubblico sta guardando, Barbara D'Urso impazzita per questa serie, questa nuova serie, e tu che cosa ci dici a riguardo? Beh, sono contenta perché non sempre ripetersi è ovvio e il successo a volte arriva ma poi non so, scompare, ma io credo che chi ha qualcosa da dire invece riesce a resistere nel tempo. Io credo che The Lady abbia la struttura per poter andare avanti per lungo tempo. È vero, verissimo. Qui con noi abbiamo anche Stefano Di Capua, Ciao che Lori. tra l'altro ti saluta e lui, diciamo, con me ti abbiamo dato una grande mano a trovare gli attori. E prima Assolutamente. il nostro direttore Petraroli, che già conosci, che ti saluta, voleva sapere, ma con quale criterio sono stati scelti gli attori? Beh, sono stati scelti sulla base della fisicità ovviamente perché io do molta importanza a essere il personaggio che voglio rappresentare, cioè non mi interessa un attore bravissimo se poi fisicamente non è nella parte, quindi io prima scelgo colui che più di un altro corrisponde a ciò che voglio dire e rappresentare. Se è il fidanzato deve avere un look, se è il violento deve avere un look, se è un malavitoso, cioè ognuno ha un suo ruolo. Dopodiché tra quelli che potrebbero essere giusti per il ruolo fisicamente trovo e cerco quello che recita meglio del gruppo, però insomma io parto da ciò che si vede e poi aggiungo quello che uno ha il talento, diciamo, dopo. Ecco, è stato scelto Napoli, appunto Stefano, puoi parlare con Lori? Ciao Lori. Eccolo, Ciao caro. dicevo, la scelta di Napoli, chi è che ti ha convinto a scegliere Napoli come location per fare alcune scene? Beh, innanzitutto devo dire che non ho fatto alcune scene, ma Napoli sarà in 5 episodi del film e chi mi ha convinto ovviamente Di Capua che mi ha ossessionato con questa cosa, che dovevo scendere lì a fare delle visualizzazioni del posto. Devo dire che il posto mi ha ispirato moltissimo, tutti gli attori di Napoli, che sono tantissimi, sono stati tutti in parte bellissimi, anche bravissimi, ho fatto dei pezzi indimenticabili che usciranno nei prossimi episodi da non mancare perché io stessa sono ansiosa di vederli completati online. Lori, prima puntata The Lady 1, una settimana 150.000 visualizzazioni. Quest'anno prima puntata The Lady 2 No, in pochi... 250.000, Ecco, forse si è rimasti. precisiamo. No, Vedi, The Lady Di 1, Capua sto ha parlando dei The Lady problemi, 1 non si quest'anno. aggiorna. Ma tu non mi No, ascolti. The Lady 1 650.000. No, però fammi finire, se tu mi fai finire è Ah. normale. Allora, in pochi giorni The Lady 1, appena uscito prima puntata, 150.000 visualizzazioni. Quest'anno The Lady 2, in soli 2 giorni, già quasi 300.000 visualizzazioni. Quindi, insomma, abbiamo più che È bissato stata il successo una dello bella scorso soddisfazione, ci fa molto Ah piacere. sì, No, anche perché guarda, veramente è stato il primo giorno che ho guardato le visualizzazioni, devo dire, sono rimasto impressionato dalla quantità di gente che aveva visto già The Lady 2. Ma che bella sì, cosa. perché questo è un film che secondo me può vedere chiunque, è un film per i giovani, devo essere sincera, è specifico per i giovani, ma secondo me anche chi ha una certa età trova in questo film degli spunti di riflessione importanti. Secondo me questo è un film che non ha età, può anche essere visto dai bambini come dai grandi. È un film che cerca di abbracciare un po' tutta la popolazione e tutti quelli che hanno voglia di vedere un qualcosa di diverso. Qualcosa di bello, perché poi veramente di bellezza ce n'è da vendere nelle 2 serie, perché anche nella prima serie hai comunque fatto... L'ultima domanda, Lori, perché il sottotitolo L'odio passionale per questa seconda serie? Ma perché siccome l'amore nella vita è molto importante, questo l'ho trattato nella prima parte,
altrettanto importante secondo me è l'odio, perché quando c'è amore ci può improvvisamente essere l'odio, si ama e poi non si capisce perché, basta un niente e si odia, e l'odio è veramente un sentimento fortissimo che può spingere a fare cose incredibili, muove sentimenti, muove azioni, follie, e quindi non potevo non dare piedistallo, comunque una importanza così forte a questo tipo di altro sentimento, diciamo, negativo. Assolutamente sì. Lori, l'anno scorso ai casting si sono presentati tantissimi aspiranti attori. Quest'anno per The Lady 3 quando ricominceranno le selezioni? Ce lo stanno già chiedendo. Sì, perché la gente già chiede. La gente già chiede. Infatti, adesso appena arriviamo al prossimo anno, quindi nel 2016, che non è lontano, farò di nuovi casting, perché questa volta però voglio veramente trovare ancora di più dei soggetti unici che solo io posso mettere in rilievo per stupire e per veramente rappresentare un po' tutti, no? Perché noi vogliamo essere multiformi, variegati, insomma. E ce ne sarà. Ci Ci sarà tanto da vedere. Allora Lori, noi ti ringraziamo per questo intervento telefonico, per questo special, e tra l'altro vogliamo ricordare special e ricordiamo al pubblico ogni mercoledì, quindi anche questo titolo mi piace tantissimo, mercoledì, sul tuo canale YouTube c'è l'episodio nuovo di The Lady. Ore 18. Dalle 18 in poi, però chiaramente sono tutti visibili gli altri episodi, e poi tra l'altro tra i protagonisti troviamo Natalia Bush, c'è Maccio Capatonda, che è la guest star della star, Gwendalina Canessa, veramente un bel folto e la protagonista Gloria Contreras, la protagonista Gloria Contreras, che è meravigliosa e bellissima. Lori, grazie infinite, ci sentiamo presto. Grazie, i miei guerrieri della notte. Meno male. Facciamo del nostro meglio. Ciao Lori cara, un bacio. Ciao.